magari cambiarlo a fondo. Sì, siamo andati. Brava! Ha visto papà? Date le targhette nei giocatori, date le targhette. Ecco, no, ma io l'ho fatto solo per quello. Così si capisce che alberi sono. Ecco. Tirati sulle mani che sei caldo, Mario. Adesso è caldo, togliti da lei qua. Ma sta male, tipo qua, è tutto sudato. No, io vi volevo solo dire per quale motivo siamo qui. Siamo qui per celebrare la festa degli alberi che annualmente vogliamo fare. Questi alberi sono degli alberi che non fanno solo del verde ma faranno anche dei fiori belli rosa e rossi. Non rosa e rossi con la medesima pianta, una pianta li fa rossi e un'altra pianta li fa rosa. Ad ogni pianta sarà legato un nome di un ragazzino o una ragazzina che è nata nel 1993 a Lauriano Piazza. 1994? No, nel 94. Ma scusa, se le piantiamo nel 94, Nel il 93 sono già vecchi. Io non le Il 93 sono già vecchi. Ah, ma tu sei contestatore, tu vuoi già, lo so che adesso sanno già quando nascono, che sono maschi, che sono femmine, ma io sono un tradizionalista. Anch'io. Preferisce aspettare la sorpresa. Loro rimangono ancora con i dati in mano e si dà il computer. Penso che sia corretto però fare così. Quindi festa degli alberi, e so che voi vi vedo tutti rappresentanti di fiori e di piante, questo è molto bello, le maestre le ringrazio di cuore di aver partecipato a questa nostra festa. Adesso voi facciamo mettere tutti perché sarebbe forse troppo gravoso per voi questo compito, anche perché il tempo di esposizione ne avete poco voi e pochi noi. Allora la festa degli alberi ricorre oggi a Lauriano. Io vi auguro che voi riusciate a fare tante feste degli alberi e poi fate anche tanti figli. Ma adesso io non ho questo compito di darvi un premio per il futuro. L'importante è che siate degli ottimi cittadini, delle ottime mamme, degli ottimi figli di studiare e imparare tante cose, poi siete sicuramente le promesse per il futuro. Io vi faccio ringrazio tanto le maestre, sono state molto gentili e fa sempre molto piacere. Abbiamo visto prima anche un'industria di estrazione di materiali che serve per le diverse attività che ci sono imprenditoriali in corso nel nostro posto e anche fuori. E quest'Italia che ha bisogno di risorgere un po', si era un po' stagnata e penso che con il vostro entusiasmo, con la vostra intraprendenza riuscirete a fare delle cose molto belle. Allora io vi dico che se avete voglia, posate per il momento i giornali e il coso, fate un lavoro manuale, tanto non è da dispensarvi anche perché tu hai voglia di sì. Allora incominciamo di là, dove Gino vi aiuta e cominciamo a mettere. Noi guarda, non abbiamo i fogli, così La buona Gino, mi suda un po'. Va bene a farlo. Vai! E serve il nostro, Guarda! Beh! Fare petti è meglio. No, dai, è di Lettera dritta, Vogliamo la pala! Vogliamo la pala! Vogliamo!
ricordate che gli alberi sono delle creature del Signore e dovete parlargli come parlare a un fratello, ricordate? San Francesco gli parlava alle piante. E poi rispondessero non lo so. Comunque lui parlava alle piante, vero? Rispondevano, di sicuro. Le piante. Gli alberi. Maestra, dobbiamo finire A modo loro. Dai Sara che andiamo. Andiamo in piazza, ragazzi. Dove le mettiamo a posto noi? Andiamo. Andiamo in piazza, ragazzi. Lascia stare, su, lei è maestra. Andiamo in piazza, ragazzi. Vai a casa. Andiamo, vieni. Telecamera lì, venire a fare Sceglieremo più vivi per fare dei mazzetti Madamadore, per fare dei merpetti, ricchissimo tesoro Madamadore. Giglio, rose, gelsomino, noi poniamo un mazzolino. Siamo garofani fiammanti, raccoglieteci festanti. Non mi frega niente. Chiara di verbena, canta, canta, cantilena. Nella terra tutta piena, canta, canta, Madamadore, canta, canta, Laura, con gran pena, Madamadore, con gran pena. Serve dalle alluvioni, poiché con le radici assorbe l'acqua, che va a finire sottoterra. I pini invece frenano le valanghe. L'albero è amico di tutti, come per esempio amico dei picchi e degli scoiattoli che vivono nel suo tronco. L'albero ci dà anche la carta.
L'albero è un amico sia per me che per te. Per i suoi rami fa riparo a molti animali che lo amano e lo rispettano. L'albero è una creatura naturale che nasce, cresce e muore, proprio come noi, quindi non cose. Gli alberi servono per dare l'ossigeno e anche la carta per l'albero è una creatura. Per fare un tavolo ci vuole legno. Per fare legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole il fiore, ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, per fare un tavolo ci vuole un fiore. Ci vuole il ramo, per fare il ramo, ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il bosco, per fare il bosco ci vuole il monte, per fare il monte ci vuole la terra, per fare la terra ci vuole un fiore, per fare tutto ci vuole un fiore. Un uomo più felice ancora. Siete stati bravi, vi ringrazio, spero che un altro anno noi possiamo ripetere ancora queste cose. Alle maestre ancora un grazie di cuore, abbiate tanta fortuna, adesso per il momento e ancora grazie ai signori Cappella che si sono stati generosamente prodigati perché noi potessimo nel giro di 2 ore fare tutte queste cose, visitare un'azienda, essere accompagnati e anche a essere partecipi, oltre che delle vostre poesie, delle vostre cose belle, partecipi di qualche piccola vignola che non sguasta mai. Grazie a tutti. True back.